Anche una folta rappresentanza dei ricercatori e dottorandi dell'Università di Padova è scesa in piazza per la giornata di sciopero del precariato. Il corteo, partito dal cuore del quartiere universitario della città, Piazza Portello, ha poi attraversato Padova fino a Piazza Capitaniato, sede della Facoltà di Lettere. Al centro della contestazione la soluzione contrattuale prevista dal DDL Bernini. Non risponde in realtà alla possibilità di contrattualizzare il lavoro di ricerca e propone delle figure lavorative che ancora una volta non danno tutele e garanzie, non c'è un orario di lavoro, una retribuzione fissa, non c'è malattia, non c'è feria tredicesima, né tantomeno la possibilità della rappresentanza sindacale. La mobilitazione anche contro i tagli previsti dal governo di $0,5 miliardi del fondo ordinario per la ricerca. Definanziando l'università sta facendo entrare sempre più sponsor che hanno delle implicazioni all'interno dell'economia di guerra, come la Leonardo, la Fondazione Medor, o che sono all'interno di attività di greenwashing come Eni. Ricercatori e dottorandi chiedono che le università promuovano un contratto collettivo nazionale della ricerca con retribuzioni adeguate e tutele dei diritti fondamentali. Sono forme contrattuali che in realtà non sono contrattuali, che vanno solitamente da 1 anno a 2 anni, che prevedono molto spesso cambiare città, a volte anche cambiare paese, perché ci viene insegnato che è importantissimo avere un curriculum internazionale, che la nostra è una vocazione, è una passione, che dobbiamo fare dei sacrifici, ma all'atto pratico questo significa anche non poter fare dei progetti, non poter comprare una casa, perché è impossibile ricevere un mutuo con un assegno di ricerca di questo tipo, senza tutele, senza garanzie. All'interno degli atenei il precariato può durare anni, spiegano i manifestanti, limitando così i progetti per il futuro, con loro anche il personale tecnico amministrativo e i professori. È giusto protestare perché definanziare, depotenziare la ricerca in Italia significa condannare il nostro paese alla scarsità, alla precarizzazione, alla rinuncia a avere una società migliore.